Se uno ti chiede una cosa bella voti sì, è impossibile votare no, cioè è uno di quei quesiti a risposta certa, cioè, sento la sigletta sotto di ti piace vincere facile, cioè una domanda in cui è impossibile votare no, se uno ti chiede vuoi maggiore autonomia per il tuo Veneto, come fai a votare no? Risponde così il sindaco di Treviso Giovanni Manildo, dando voce al pensiero di molti all'interno del PD, a cominciare dalla regina del federalismo di centrosinistra Simonetta Rubinato. Poi però dai titoli bisogna passare ai concetti. È la critica che lui come altri muove al governatore Zaia dopo l'annuncio della convocazione alle urne per il prossimo 22 ottobre. Sembra quasi un referendum a risposta unica. I referendum a risposta unica non sono così interessanti e soprattutto dal mio punto di vista non legittimano una spesa così ampia, soprattutto in un momento in cui si mettono delle tasse per completare altre opere. Tradotto, male spendere 14 milioni di euro per le urne e una risposta scontata, dice Manildo, meglio risparmiare l'IRPEF chiesta ora ai veneti per la pedemontana. Intanto il compagno di partito e consigliere regionale Azzalin, insieme al parlamentare Alessandro Naccarato, guidano da oggi i comitati no referendum. Visto che l'esito del referendum sarà una trattativa tra la Regione e lo Stato, che è prevista dall'articolo 116 e 117 della Costituzione, che quindi in sé questo referendum non incide sul procedimento costituzionale, mi piacerebbe entrare un pochettino più nel merito.